Brutta, veramente una brutta esperienza, veramente una brutta. Non abbiamo fatto niente di male. È ancora sotto shock l'uomo di origine marocchina aggredito da un gruppo di ultras del Treviso Calcio dopo la partita di mercoledì scorso a Vittorio Veneto. Mentre si avviavano al pullman, terminato il match, i tifosi hanno incrociato l'uomo di 43 anni, marocchino, che stava rincasando assieme alla figlia di 13 anni. Una roba incredibile, veramente sono animali, non sono gente queste qua. Dentro là, calci, pugni, tutto quanto. Non abbiamo fatto niente a loro, niente. Il pretesto dell'aggressione sembra sia iniziato per colpa della maglia che indossava. Togli la maglietta, fai schifo, ho cominciato a spingermi. Gli ultras hanno apostrofato l'uomo con insulti a sfondo razzista e poi sono passati alle mani. Richiamato dalle urla un vicino di casa del marocchino, connazionale, che una volta sceso nell'androne del palazzo è stato aggredito con violenza dagli ultras. Botte, hanno rotto i vetri, vasi, la mia figlia dietro di me, veramente una giornata bruttissima. Animali, sono animali. Il tutto sotto gli occhi atterriti della bambina che ha rischiato pure lei di essere colpita. Sua figlia è ancora sotto shock. Sotto shock. Quel giorno non voleva neanche andare a scuola. Anche oggi. Non voleva neanche andare a scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Digos. I due marocchini sono stati medicati, uno ha il naso fratturato, l'altro ha riportato lesioni varie con una prognosi di 7 giorni. Al momento non è ancora stata formalizzata la denuncia e sembra che la famiglia marocchina non abbia intenzione di farlo anche per paura. Noi non vogliamo niente, non vogliamo andare avanti, chiuso qua, basta. Avete paura, signore? Sì, tanto. Il presidente del Treviso Calcio preferisce non commentare l'accaduto in attesa di avere informazioni più precise dalle forze dell'ordine. In curva fra i tifosi c'è gente per bene, ha detto. Nonostante questo non sia un episodio isolato, lo scorso ottobre un gruppo di ultras biancocelesti in trasferta a Portogruaro era stato protagonista di una violenta rissa con un gruppo di migranti ospitati in una struttura poco distante dallo stadio.